Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite, è sempre un piacere averlo, il sindaco di Padova Sergio Giordani. Stiamo analizzando i 2 anni di operato del sindaco, abbiamo parlato dell'ospedale, abbiamo parlato della viabilità, di Corso Milano, di Via Dante, del tram, abbiamo parlato davvero di tante cose. I giardini dell'Arena come vanno? Sono a posto? Perché a passo c'è sempre un po' di disordine. Abbiamo iniziato in questi giorni l'attività, cercare di evitare malintenzionati, sappiamo. Questo sia un problema in Padova, ho sempre detto, un problema di spaccio, di conseguenza è un piccolo problema che abbiamo, che è un grosso problema in verità. Ci stiamo dando a fare il massimo in accordo con Polizia di Stato, Polizia Locale, Finanza, Carabinieri, Prefetto. È un problema e anche perché quando facciamo attività i giardini dell'Arena si spostano a Piovego, facciamo a Piovego spostano a Borgo Magno, il problema reale sono i consumatori, purtroppo. Però noi ci stiamo impegnando al massimo, facendo attività, sono sempre più convinto che un negozio in più, una luce accesa in più, allontana i malintenzionati in tutti i sensi. Ricordo che è già iniziato i lavori per quanto riguarda la cella, saranno terminati fine anno, per cui illuminiamo la cella tutta LED e entro il mandato, questo mandato sarà illuminata tutta Padova LED, tutta Padova, per cui cambierà in maniera decisamente importante. I monumenti, tutte le opere di Padova saranno illuminate in maniera diversa per valorizzare Padova, perché abbiamo una bella città e vale la pena valorizzarla al massimo. Per cui nel mio piccolo, molta modestia, stiamo facendo tante cose secondo me. Questa è la prima lampada simbolica che hanno cambiato, viene cambiata, e se uno passa a vedere la differenza enorme tra queste lampade che stanno montate e quelle vecchie. No, ma in effetti state facendo cose che erano già in essere. Ma è vero, ma ecco, invece voi cosa avete fatto di nuovo? Cioè, nel ragionamento che hai fatto è normale che se lei oggi propone e facciamo la tangenziale, la super tangenziale per Padova. Non c'è niente di nuovo. No, sto dicendo, la propone lei e la presenterà fra 10 anni un nuovo sindaco. Ecco, sotto questo punto di vista avete ideato qualcosa per Padova, oltre a quello che state facendo, che era già stato ideato dalla precedente amministrazione. Che a sua volta aveva fatto l'altra ancora. Che a sua volta aveva fatto l'altra prendiamo l'esempio, il fagiolo. No, tutto giusto. Faccio un esempio, il fagiolo. L'ha fatto il precedente amministratore, però è stata progettata dall'altro, non c'è niente di nuovo. Noi abbiamo trovato una città, sotto tutti gli aspetti, una bellissima città, mantenuta ma voi bene. Avete qualcosa in più. Stiamo migliorandola, stiamo mantenerla e migliorarla ulteriormente. Abbiamo migliorato molto sul turismo, sulla cultura. Cultura e turismo, abbiamo fatto dei passi avanti da gigante. Volontariato, se prima veniva osteggiato o non veniva valorizzato, noi stiamo valorizzando al massimo. Per niente siamo diventati la capitale europea del volontariato il prossimo anno, e il prossimo anno avremo anche il Presidente della Repubblica. Avete puntato sul turismo e sulla cultura? Turismo, cultura, sociale, trasporti. Abbiamo fatto, la precedente amministrazione ha detto no tram, noi pensavamo diversa. Abbiamo recuperato i 56 milioni di euro, devo dire, grazie, siamo stati bravi, e stiamo cercando di portare il tram e cercare di terminare il lavoro entro il mandato. Non so se ce la facciamo, ma sarà quasi completato. Stiamo facendo tante cose, ma è ovvio, chi non continua le cose, precedenti, fa solo danni alla città, ma danni grossi. Io non ho una ideologia politica, io non ho capi politici, io ascolto la mia coscienza, i miei assessori, i miei consiglieri. Certo. Io cerco di fare cose al meglio, giusto, non ho vincoli da nessun posto, e nemmeno sono vincolato a fare il sindaco, che sono chiaro. No, la mia domanda però era diversa, cioè io non le ho detto che è così perché è così, però le sto facendo degli esempi. Il sindaco Zanonato aveva ideato il tram che è stato inaugurato 10 anni dopo, Rossi il fagiolo che poi l'ha fatto Bitonci. Bitonci, il piazzale Boschetti, ne faccio esempio. Ecco, tutti hanno fatto che ovviamente i lavori termineranno con altri mandati, è una cosa naturale. Io le ho chiesto, lei cosa ha fatto che verrà terminato nei prossimi anni e che ovviamente con la firma sua? Questa era la domanda che volevo farle.
non lo so, stiamo facendo talmente tante cose che non so se sarà terminata nei 3 anni. Ad esempio io sogno che il conservatorio e l'auditorium sia terminato entro 3 anni. Piazza Boschetti penso No, che sia per stato scontato che sarà quantomeno, no, che terminato. l'auditorium inizi i lavori da una Io sua spero che gestione. sia quasi terminato Che in 3 anni, quasi. Piazza Insurrezione venga tolto al Mi traffico. piacerebbe moltissimo, mi piacerebbe, però qua c'è uno studio per cui bisogna, una città è una cosa complessa, bisogna lavorare tutti assieme e cercare che mediamente di rendere contenti e felici tutti. Facciamo l'esempio della Prandina. La Prandina, Agenda 21, ha fatto delle proposte, 3 proposte. I negozianti hanno fatto le altre proposte, gli ambientalisti hanno fatto altre proposte. Non siamo disponibili a essere ricattati da nessuno, ricattati nel senso politico. Certo. Noi dobbiamo interpretare la cosa al meglio per soddisfare l'interesse generale di tutti, ma c'è sempre chi non è contento di quello che facciamo. Ma io mi assumo la responsabilità. Io non dico sarà un parcheggio da 2000 posti o un parcheggio da 10 posti. Cercheremo di trovare un sistema che tutto funzioni al meglio, che sia anche... Ha un'idea, dopo tutti i colloqui che avete fatto, Certo, qual è l'intenzione? certo, Qual è? Me la può dire? No, non la dico, sono idee. Perché non me la dice? Non sono intenzione di dirle. È proprio, non è un dialogo... No, perché come uno dice che calciatore compri, ad esempio. È Lo diverso, so. dai, è diverso il calciatore Certo, ma da un questo parcheggio. è talmente molto importante che non sono Ma intenzioni... qui il parcheggio non lo porta via nessuno, il calciatore può prendere qualche altra squadra. Ma può, No, qui non lo può creare grossi sì, problemi. Sì, ma non lo porta via nessuno. Ma anche perché ho un'idea, mi hanno detto che sia quella giusta Ah no, mia. pensavo fosse un'idea dopo No, mi sono spiegato male. Allora, pardon, perché io avevo capito che lei ha parlato con tutte le parti No, interessate. mi sono spiegato male. Ho un'idea io, pardon. che non è detto che sia quella che sarà. Ma calma, non parlo più. Mi sono spiegato male. Ho capito male io, adesso stiamo qui giustificando. Assolutamente. Io avevo capito che aveva parlato con tutte le parti. No, e che ho era parlato arrivato, con tante parti. Ho parlato con le associazioni di categoria, ho parlato con l'Agenda 21. Ognuno mi ha detto la pensa alla propria maniera. Ho parlato con l'APE, ho parlato con tutti quanti. Io pensavo che dopo questi colloqui, No, dobbiamo ragionare assieme, avesse raggiunto Ho visto un qualche obiettivo progetto, finale. qualche cosa interessante. Bisogna pensare anche al futuro. Oggi abbiamo un'esigenza di parcheggi di N macchine. Non è detto che tra 10 anni abbiamo meno auto, ad esempio, per cui dobbiamo pensare a riconvertire certe cose, bisogna ragionare su un attimo. Però oggi io ho un'idea, ma non è detto che sia quella. Certo, ho capito. Io mi confronto, decido in virtù di quello che sentono tutti quanti gli altri. Perfetto, no, non avevo capito. Io pensavo che avesse già raggiunto l'obiettivo per via, dopo aver avuto i colloqui con tutti, di aver raggiunto... Mi sono confrontato e desidero anche portare avanti il discorso di confronto, ancora con Agenda 21, con le associazioni di categoria, con gli abitanti, con tutti quanti. Senta, come sta andando il problema plateatici? Ci incontreremo a breve con sovrintendenza. Spero e auguro di trovare una soluzione. Io amo Padova, è tanto che non lo dico, per cui adesso lo dico. Mi interessa moltissimo Padova, non posso pensare che sia solo un monumento, a me piace la città viva, che sia piena di gente, e poi devo pensare anche al lavoro dei ristoranti, delle pizzerie, dei baristi, per cui mi confronterò sicuramente con la sovrintendenza, che chiaro è l'ultima parola saranno loro in questo caso, perché Padova è una città protetta totalmente. Ci confronteremo e sono sicuro che è il buon senso per... Ho sentito che qualcuno, non di lei, della precedente amministrazione, ha fatto arrabbiare la sovrintendenza, non so, devo verificare se è vero o no, qualcuno l'ha fatto arrabbiare ed ecco perché c'è venuto questo controllo più severo da parte della sovrintendenza. Chi ha fatto arrabbiare? Qualcuno ha fatto arrabbiare la sovrintendenza che ha messo... Di noi? No, quelli precedenti. Ma non ho idea, per me il dialogo serve sempre a trovare la soluzione, anche perché vuol dire lavoro per gli esercizi, vuol dire per i bar, i ristoranti e turismo. Se ho turismo, sì, ma quando, devo dare i servizi. No, nel ragionamento appunto di Soldani, quando avrà un incontro con la sovrintendenza per chiarire questa... Entro il mese ci sarà l'incontro. Quindi a breve? Quindi. Sì. E poi, ma quest'anno continuiamo così, parliamo del prossimo anno, eventuali cambiamenti. Certo. Quindi... ma già c'è un ottimo rapporto con la sovrintendenza. Ad esempio,
Piazza dei Signori abbiamo già diminuito in Piazza sia per un discorso di sicurezza, sia per un discorso di creare poco rumore per gli abitanti, per i residenti, sia per un discorso che è una bella piazza, non può essere trasformata in un ristorante intero. Certo. Per cui un po' alla volta, Si ragiona con tutti buon senso. assieme. Io so che gli abitanti del centro non vorrebbero niente, però non è fattibile questa cosa qua. Noi abbiamo 60.000 studenti, ricordo, che è la fortuna, universitari che vivono, sono la fortuna di Padova, abbiamo un valore in più rispetto a, oltre ad essere una università di qualità, abbiamo 60.000 persone, ragazzi giovani, che danno sotto l'aspetto economico, l'aspetto innovazione, inventiva, è una fortuna senta Giordani, nel suo futuro c'è un'idea, quantomeno sulla carta, di rendere Padova una città metropolitana? Una città importante con prospettive più ampie della città stessa per renderla ancora più forte e più potente nei confronti dell'Europa, nei confronti dell'Italia stessa? A me piacerebbe molto, però non è facile, devo dire. Noi abbiamo riattivato la Comepa, che vuol dire tutti i comuni contermini attorno. Stiamo collaborando bene, devo dire, stiamo facendo il piano di trasporti assieme, il regolamento edilizio, stiamo cercando di fare assieme che non siano, però non è facile da noi. Però si diventerebbe molto più forti se ci fosse un'unità di intenti in questo. Lo so, ma non è facile convincerci, parlo anche per me, non è facile convincerci se c'è buona collaborazione in tutti i sensi. Vi ricordo che la provincia di Padova sfiora il milione e siamo tutti appiccicati più o meno. Ma già mettere assieme i comuni contermini vuol dire passare alla 14ª città, 7ª città, se non sbaglio, però non è facile perché ognuno ha la sua cultura, la sua storia, le sue... Il suo orticello, per dire facciamo fatica. Ecco, invece prima Duran Bertello ha detto fare, e invece per quanto riguarda la viabilità, oggi la tangenziale, quella che fa Anello ed è chiusa di Padova, è ormai quasi obsoleta, cioè davvero in certi orari straripanti di automobili. Noi abbiamo un incontro a breve con l'assessore, ecco, avete intenzione di fare per confrontarsi sul grande raccordo anulare, però giustamente dobbiamo verificare se il tracciato vecchio è ancora attuale, anche perché ho un obbligo di legge verificare questo. È l'unico project che è rimasto in regione. Mi sono confrontato con l'assessore, spero che entro luglio sia un incontro sindaci con l'assessore. Non è una cosa di domani, questo è sicuro. Certo, beh, d'accordo, sì, no, era un'idea, però lo sai perché ho fatto questa domanda, Sindaco? Perché come si sa il Veneto assieme alla Lombardia ha preso le Olimpiadi di Milano Cortina. Bravissimi. E arrivano, bravissimi tutti, e arrivano... Da partire dal governatore certo, nostro, d'accordo, ma arrivano 5-6 miliardi di euro e questo vuol dire anche opere nuove. Magari Padova può entrare in qualche meccanismo in questo tipo di ragionamento, rafforzando l'alta velocità da Padova a Milano, rafforzando dei treni che vanno su, che ne so, cioè, ha capito il concetto? Sicuramente sì. E bisogna lavorarci ora per questo? Bisogna lavorarci a partire da settembre. Quando ho sentito la notizia ho fatto i miei complimenti sia a Beppe Sala, sindaco di Milano, a Luca Zaia, presidente, e al presidente Conny Malagò. Ho detto che siamo a disposizione come città per fare sinergia ed è mia intenzione incontrare i gruppi economici nostri, le associazioni di categoria, per dire cosa possiamo fare per contribuire e per approfittarne, tra virgolette, di questo sistema. Sicuramente all'alta velocità è per noi molto molto importante, che vuol dire mettere a mano alla stazione di Padova, che è la terza stazione italiana, quarta stazione italiana, per cui molto, come passeggeri intendo, per cui molto importante. Vuol dire viabilità, vuol dire tantissime cose. Io applaudo a quello che sono riusciti a fare, ma sono stati veramente bravi, ed è la dimostrazione che anche chiacchierare e fare sono due cose diverse. Sì, ci sono le persone che sono brave. Ecco, in virtù di questo è il Comune di Padova che deve anche proporsi con delle idee certamente. Per prendere appunto come dice l'assessore, senz'altro.
Senz'altro c'è qualche Sicuramente suggerimento. Senta Sindaco, lunedì scorso, l'altro giorno praticamente, è venuto ospite qui a Tutti in Campo l'assessore dello sport Bonavina. Ovviamente ci sono state richieste per quanto riguarda lo stadio, non ha voluto molto sbilanciarsi, però ha detto 2 o 3 cose molto importanti. Uno, che entro il 15 di luglio, quindi fra pochissimo... 17. Il 17, avevo capito il 15 quella sera, o il 17, cambia nulla, sono 2 giorni. Il calcio Padova, o chi per esso, deve dare una risposta al Comune di Padova, o sì o no. E nell'eventualità ovviamente il Comune di Padova dovesse prendere in mano la situazione dell'Euganeo, Bonavina ha detto che rispetto all'altro progetto cambierà, il campo non verrà spostato, l'unica notizia che ha dato è stata questa. Ecco, quante speranze ci sono in virtù di tutta questa premessa, Sindaco, che il calcio Padova o chi per esso faccia lo stadio nuovo o invece dovrà cadere tutto in mano al Comune di Padova per sistemare questo? Questa cosa non so rispondere. Bisogna chiedere al calcio Padova. Noi abbiamo, ovviamente, Ho chiesto perché il contratto noi abbiamo, e noi abbiamo un progetto in corso, perché ovviamente il 17 dobbiamo dare risposta, perché sennò rischiamo di perdere i soldi. A me non piaceva molto il precedente progetto, quello di spostare il campo, e di conseguenza ho chiesto all'assessore e ai suoi tecnici di trovare un altro sistema. Hanno trovato un altro sistema e mi piace molto. Ci confronteremo con il calcio a Padova, con il criterio economico, con tutti quanti, a breve, entro il mese. Per capire se questa idea nuova che abbiamo, secondo me, è molto bella. Sì, no, ma indipendentemente dunque... È molto bella, però deve essere ancora affinata. Però è una soluzione che mi interessa moltissimo. E quindi vabbè, staremo vedendo. Per cui, se il calcio a Padova decide di fare lo stadio, applausi e ben venga. Questo per me, quello che hanno presentato, non c'era Roberto Bonetto, presidente, ma fantastico, non ho ombra di dubbio, però non avevamo certamente possibilità come comune di spendere 100 milioni di euro, per cui sarebbe anche eccolo qui, no, progetto sarebbe un sogno. Sì, se non sarebbe neanche corretto sotto l'aspetto sociale, magari diventasse in alternativa, abbiamo il dovere di sistemare un pochino, anche perché non possiamo perdere 2 milioni di euro. Certo. Primo, secondo perché amo il calcio a Padova, terzo perché spero che sia ancora quel briciolo di speranza di essere rispeccato. Poi ho letto che il 15, il 16 viene l'Alas a Padova, andrà a salutarla, immagino. Mi fa molto piacere. Che è stata a livello di marketing una delle cose più positive della storia in quel periodo lì, dunque quando ancora non c'era in una società di periferia, uso questo termine, periferia no. Ho sbagliato termine, non di una grande società, una piccola società, esatto, ha portato uno straniero americano, è stato il primo e quindi è stato a livello di marketing qualcosa di straordinario. Quindi staremo a vedere, la prossima puntata sapremo quello che succederà per quanto riguarda entro il mese stadio. Stiamo affinando le cose, capire a grandi linee i costi per dopo dare incarico, ovviamente, certo. Perché va dato un incarico, non è che abbiamo fatto qualcosa di definitivo. Senta, andiamo in pubblicità, poi non posso non parlare del caso Mosco, perché devo parlare con lei di quello che è successo in settimana del festino. Allora andiamo in pubblicità, poi andiamo a sentire e vedere il servizio, a tra poco.